74 persone ricoverate, di cui 15 in terapia intensiva. Sono i numeri dell'ospedale Magalini di Villafranca, recentemente nominato Covid Hospital di riferimento per la provincia di Verona. Qui nei giorni scorsi sono aumentati sensibilmente i ricoveri, anche se per fortuna si è ben lontani dalla capienza massima della terapia intensiva, che è di 70 posti letto, compresi quelli di subintensiva. La sfida, come per tutti gli altri Covid Hospital, rimane semmai quella di non togliere servizi agli altri pazienti. Il laboratorio, la radiologia saranno garantiti attraverso percorsi puliti, il percorso nascita sarà ancora garantito e anche le prestazioni oncologiche nei limiti del possibile. Facciamo sì che il ciclo venga finito e quindi le persone dall'ospedale possano arrivare direttamente a casa senza essere trasferite da un ospedale all'altro. Ma di fronte all'aumento dei casi, anche le strutture convenzionate della provincia, come l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrara e quello di Peschiera, stanno aumentando i posti dedicati ai pazienti Covid e arrivano in soccorso anche gli altri nosocomi dell'ULSS 9. L'ospedale di Legnago sarà un ospedale che farà sia patologie Covid che altre patologie e purtroppo già oggi anche le terapie intensive dell'ospedale di San Bonifacio sono occupate. L'altra grande sfida per l'azienda sanitaria è quella di fornire rapidamente i test rapidi ai medici di base. Una settantina li stanno già usando, l'obiettivo è quello di portarli in altri 500 studi. La media sarà di circa una scatola, sono 25 test mediamente per ogni medico di medicina generale, verrà utilizzato per discriminare se quei sintomi dell'assistito sono riconducibili al Covid oppure no.